In marcia contro gli speculatori, dopo gli sviluppi dell'inchiesta sugli impianti eolici, manifestazione tra San Luri e Villanova Forru. E tra San Luri e Villanova Forru, cittadini in piazza per difendere le campagne dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta giudiziaria sul mini eolico, e oggi appunto la marcia per la terra. Ce ne parla l'inviata Claudia Stamerra. Volendo dare il via per questa marcia, voglio augurare che l'accordo, non solo alcuni, ma l'accordo di tutti i sindaci della zona possa favorire il prendere a cuore il proprio territorio, il proprio ambiente per valorizzarlo. Paesi in marcia per ribadire l'importanza della terra. All'indomani del sequestro da parte della magistratura delle 9 pale eoliche di Villanova Forru, la marcia per la terra mette insieme adulti e bambini. 6 gli alberelli collocati là, nel terreno dove sarebbero dovuti sorgere altri generatori. L'incontro con i comitati di San Luri sigilla un patto per l'ambiente. Il nostro territorio, il nostro ambiente vanno assolutamente salvaguardati. Siamo per le energie rinnovabili e questo l'abbiamo dimostrato e lo ribadiamo, però questi impianti devono essere installati in zone dove non ci sia quell'impatto. Saranno i magistrati a sciogliere i nodi che riguardano il paese su impianti di rinnovabile. In gioco c'è il futuro di un'intera zona.